I lavori di riasfaltatura sono stati fatti di recente, ma a percorrere la tangenziale in motocicletta da Silea in direzione Treviso si ha l'impressione di essere alla Parigi-Dakar. Il tratto stradale gestito da Veneto Strade è altamente insidioso per le due ruote. A denunciare la situazione di pericolo i motociclisti trevigiani, che oltretutto lamentano l'assenza di un qualsiasi cartello di avviso del fondo stradale dissestato. Direi estremamente pericoloso, praticamente avanti 100-200 metri qui oltre il distributore, soprattutto sulla corsia di sorpasso. L'asfalto è tutto sconnesso e tutto ondulato, nonostante siano stati fatti di recente dei lavori di asfaltatura nuovi, ma a mio avviso sono stati fatti in modo abbastanza superficiale. Le vibrazioni, che in auto sono comunque percepibili, in moto diventano difficili da gestire, ben al di sotto del limite di velocità di 90 km/h, anche perché quasi invisibili ad occhio nudo. E poi c'è la rabbia dei centauri per l'incidente di giovedì scorso, nel quale una donna di 34 anni in sella alla sua moto è caduta, riportando gravissime ferite. Un amico che seguiva proprio la moto ha visto l'incidente in prima persona proprio e ha notato la moto che saltellava, dopodiché il motociclista ha perso aderenza sull'asfalto ed è scivolato, insomma. Proprio il fondo stradale è la causa prima dell'incidente in questione. Una connessione diretta fra l'incidente e le condizioni della strada non è ancora stata stabilita, ma gli amanti delle due ruote avvisano chi di dovere, la sicurezza prima di tutto.